Una terza ambulanza dedicata al territorio, attivata dall'ULSS 7 Pedemontana al distretto 2, stazionante ad Arsiero. Questo per poter garantire una risposta più tempestiva alle situazioni di emergenza nel territorio dell'Alto Astico. Il mezzo è attivo dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7 ed è gestito dalla centrale unica provinciale del SUEM 118, mentre l'equipaggio, un autista e un infermiere, è composto dai dipendenti del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso. È un investimento proprio che va nell'ottica del nostro SUEM 118, nel coordinamento complessivo che vede sicuramente i presidi principali, ma poi una rete territoriale che sa dare le risposte necessarie anche nei momenti, pensiamo durante la stagione estiva, quando c'è sicuramente una maggiore affluenza di persone. Questo per facilitare l'arrivo dell'ambulanza del 118 molto più velocemente rispetto a prima e quindi garantire una maggiore sicurezza ai nostri cittadini di queste vallate, di questi territori. Noi come amministrazione abbiamo adeguato i locali per il 118 assieme a tutti i comuni della valle, quindi l'Unione Montana al completo più il comune di Posina, e siamo molto orgogliosi di questo. Abbiamo una sede nuova, adeguata, e spero che in futuro questo sarà un servizio che si manterrà.